Buonasera, buonasera, bentornati in questo inizio agosto che sembrerebbe partito, no, sono troppo basso, devo stare in piedi. Sembrerebbe partito con le prime giornate di sole, invece oggi perché è partito in ferie, ragazzi, vi siete beccati una giornata di sfiga completa perché ha piovuto tutto il giorno. Noi però siamo qua da Mr. Vapor e siamo qua per presentare un prodotto di cui io avevo visto tempo fa su Sig Magazine un articolo che parlava di questo nuovo prodotto che stava uscendo, creato da un'azienda italiana e quindi un prodotto che comunque a mio punto di vista poteva avere un suo senso. È arrivato oggi, l'abbiamo provato tutta la giornata, quindi trovavo giusto presentarvelo subito, immediatamente. Poi, logicamente, nei prossimi giorni ci saranno dei feedback, però secondo me questo prodotto ha un suo perché, ha un futuro ed è, a mio punto di vista, un prodotto che veramente vale la pena di presentare ed era importante che noi avessimo in negozio. Quindi giro la telecamera, avete visto all'inizio della live, sono troppo vicino, fa cazzo così attaccata la telecamera, però vabbè. Vi giro la telecamera e vi faccio vedere il prodotto di Hive, ok? Abbassiamo sta cacchio di musica, che sennò poi ci tagliano il video. Eccolo qua, allora si chiama 900, ok? Ed è prodotto da iWi, iWi, ed è una sigaretta elettronica starter veramente bella, pratica da usare, semplice da usare e dal mio punto di vista hanno voluto creare qualcosa che assomiglia già a qualcosa che si trova sul mercato, quindi un prodotto che noi del mondo vaping cerchiamo un po' di, come si suol dire, un po' denigrare, perché in realtà non è una sigaretta elettronica quella che vendono, non i negozi svapo, che inizia sempre per I, ma non diciamo il nome per non fare pubblicità, ma è un riscaldatore di tabacco. Qui invece sul concetto di qualcosa hanno creato qualcosa di simile, ma veramente semplice da usare, però se vedete già dalla scatola ci siamo, hanno un po' diciamo copiato o hanno creato un prodotto di simile fattura. Andiamo ad aprirla. Beh, già io non sono abituato a fare unboxing e quant'altro, quindi non starò lì tanto a perdere tempo, andrò direttamente a farvi vedere il prodotto che si presenta in tre colori. Un silver che adesso vedrete aperto, un pink per le donne e un carbon, vediamo come lo chiamano, un opal gray. Ok, vedete che poi qua vicino ci sono anche delle scatoline. Ok, ci sono delle scatoline che adesso andremo a far vedere come funzionano. Ci sono anche dei sacchettini, adesso andiamo a aprirla. La scatola si presenta veramente molto molto bene. È veramente fatta a livello packaging, volevo tornare un attimo su di me. A livello packaging hanno fatto veramente un bel packaging, un bel prodotto. Anche aprirlo nel momento in cui viene acquistato è bellissima e quindi già qui si capisce che insomma è un prodotto che avrà secondo me un suo seguito. Eccolo qua, Iwi 900 e questa è la sigaretta che vedete è molto simile a quello che può essere un'altra cosa abbastanza blasonata e conosciuta che viene
venduta non nei negozi di svapo, ok? Come funziona questa sigaretta? Semplicemente tasto, ok, 5 clic e si accende, eccola lì, il suo LED vi dice lo stato di carica e l'attivazione. Come è formata questa sigaretta? Ha una, semplicemente, eccola qui, è formata da una capsula, ok, e una parte di tip. Quindi questa capsulina non fa altro che andare a contenere il liquido che poi noi andiamo a svappare. È formata da una resistenza in ceramica, ok, intercambiabile, andandola a svitare qui, ok, andandola a svitare questa si intercambia. Logicamente adesso è al liquido dentro perché l'abbiamo provata. Questa resistenza in ceramica vi permette di svapare 100 di queste capsuline e già qua partiamo su qualcosa fatto veramente serio. Questa va a incastrarsi così, ok, eccola lì a pressione, ci si mette il suo tip, un attimo che lo avvito, eccolo qua, si attiva e si svapa. Aspettate che l'accendo. L'hit è buono, anche perché vi faccio vedere senza girare la telecamera, qui c'è una sorta di regolazione dell'aria, ok? Vediamo se riesco a farvela vedere. Ve la faccio vedere dall'altra parte. È arrivata la solita telefonata che ha bloccato tutto. Roberto, ti stacco la testa. Eccola qua. Allora, c'è praticamente una sorta di parzializzazione dell'aria. Vediamo se riesco a farvela vedere. Eccola lì. Ci sono dei forellini che vanno ad aprirsi. Non so se riesco a farvi vedere o a chiudersi, ok? Si vanno a chiudere e ad aprire, quindi questo vi permette di avere un hit quasi da sigaretta completamente chiusa, un tiro di guancia molto contrastato, molto contrastato. La bellezza di questa cosa qua, ragazzi, è semplice. Ha una batteria da 800 mAh. Sì, esatto. E monta una resistenza in ceramica, quella che vi ho fatto vedere prima. Cioè, aprendola, ok, e togliendo la podettina, eccola qua. Questa è una resistenza in ceramica che vi permette di fare 100 di queste coil qua. Di questi, scusate, di questi tank qua. Il tank che porta un ml ha due possibilità e qua viene il bello, qua inizia la goduria dello svapatore. Ve lo faccio vedere. Allora, avete due possibilità, avete o la possibilità, e vediamo se riusciamo a girare la telecamera, o avete la possibilità di comprare le cartucce precaricate, ok, sono, vediamo, ne avevo aperta una prima, vediamo se riesco a farvela rivedere, eccola qua, vedete, c'è la cartuccina precaricata con il liquido, questa si innesta sulla coil e si svappa il liquido, quindi qua avete 5 cartucce, ok, precaricate da 1 ml con 4 gusti diversi. C'è il Cuban da 9,18, ok, eccolo qua, poi c'è il Latakia da 9,18, il Virginia da 9,18 e il Max Blend da 9,18. Senza stare lì a descrivere tanto i liquidi, comunque il Cuban sicuramente è un tabacco
bello grasso, bello cremoso, la Tacchia completamente l'opposto, un tabacco molto secco, molto generoso, Virginia tabacco dolce, Max Blend è un blend di tabacchi. Ci sono due tagli di nicotina, o 9 o 18, perché logicamente questa non è da svapare a 4-5 nicotina, essendo comunque considerata una pod, va svapata con nicotine alte. La bellezza però, voi mi direte, vabbè, io compro le 5 cartucce e poi mi rompo le scatole, devo continuare a comprare le cartucce, a prescindere dal fatto che a differenza di cartucce di altre device, di altre sigarette che costano, queste, cari miei signori, le pagate meno di un liquido da 10 ml. Quindi qua voi avete 5 cartucce da 1 ml e le pagate poco meno di un liquido da 10 ml. Qua bisogna farci un po' di studio, però secondo me, da come vedo che sta andando oggi la giornata, secondo me le 5 ml i 5 ml si portano tutta la settimana perché non consuma tantissimo, ok? Non consuma tantissimo. Veniamo all'altro aspetto però, nel momento in cui voi volete svaparvi il vostro liquido perché non vi piace, benissimo, non c'è nessun problema. Eccole qua, abbiamo anche le cartuccine vuote. Voi venite e vi vendiamo la cartuccia vuota che si può riempire. Scusate perché sapete che io non sono proprio praticissimo di queste cose, me le invento al momento e quindi eccole qua. Ci sono questi tenchettini con il loro, vediamo se riesco a prenderlo, vediamo se riusciamo a prenderlo, eccolo qua. C'è con il loro cappuccio che si chiude, ok? Si mette su così. Nel momento in cui è chiusa, eccola qua, questa non perde, potete andare in giro con il vostro liquido e nel momento in cui volete, track, lo infilate e vi svappate il vostro liquido. Queste possono essere riempite quante volte volete. Eh, Costano una puttanata queste vuote. Ma non è finita ancora qui. Allora, ricapitoliamo. Device con un 800 mAh di batteria, quindi vi fa una giornata. Coil in ceramica, ok? Coil in ceramica che tra l'altro qui abbiamo i suoi ricambi. Vi faccio vedere la coil. Vi faccio vedere la coil, la resistenza, eccola qui, ok? Quella che vedete montata. Ve la giro dall'altra parte così si vede meglio. Eccola qui. Queste sono le sue resistenze, quella che avete visto dentro qua, in ceramica, che garantisce 100 tenchettini, cioè 100 ricariche, quindi 100 ml, perché un tank tiene 1 ml di liquido, vuol dire che ti fai 100 ml perché sono in ceramica. E già qua, queste comunque poi ci sono di ricambio. Ci sono, come vi dicevo prima, le cartucce precaricate a liquido da 9 o da 18 con 4 gusti diversi, o altrimenti le abbiamo sparse un po' dappertutto, le cartucce che potete caricarvi con il vostro liquido. Ed infine, cosa fighissima, eccoli qua, come si vedono in giro negli ultimi tempi, abbiamo anche i filtrini tipo sigaretta, quindi qua abbiamo la scatola di prova. Andiamo a spostare questa, spostiamo i cappuccetti. Vedete che nel momento in cui volete andare a farvi il tiro da sigaretta vera e propria, c'è il tip, si toglie il suo tip e si mette il tipettino e quindi nel momento in cui volete andare a svappare, potete andare a svappare con il tipettino, il filtro in cotone. Penso che abbiano creato un prodotto più che valido, più che valido. Ripeto, avete una podettina simile a quel riscaldatore di tabacco che si vede
in giro, che ha la sua USB di ricarica, i 800 mAh di batteria, ha la sua cartuccia o precaricata, ok, ad un costo di un liquidino da 10 ml, vi fate una settimana con le 5 cartuccette, 5 da 1 ml a cartuccia. Non volete usare il suo liquido, vi comprate il tanchettino vuoto, ok, che può essere ricaricato a 1 ml di liquido, ve ne potete comprare, costano veramente, cioè il costo della plastica, e potete scegliere se usare il suo tip in dotazione, che è quello di plastica tipico da sigaretta elettronica, o togliere il tip in plastica e andare a metterci il tip in cotone. Logicamente vengono venduti i sacchettini così, i sacchettini con i 20 tipettini di cotone. Non so cosa dire, a me sembra una figata. A me sembra che abbiano creato un prodotto veramente... Ah, e soprattutto il fatto che ci sia la regolazione dell'aria sotto qua, ok, eccola lì che si chiude e si apre, era il top, perché si può andare da un tiro completamente contrastato a un tiro leggermente aperto, ma è comunque sempre un tiro di guancia, quindi un tiro da cicca, un tiro da cicca. Con questo io mi fermo, vi ricordo che ci sono in 3 colorazioni: silver, che è questa, ok, eccola qui, silver, rosa o grey opal, come la chiamano, eccola qua, anche questa è molto bella. Le trovate in esposizione, abbiamo messo l'espositore fuori, si possono provare, ne abbiamo una di prova, quindi potete sentirvi anche il tiro, provarvi il tip in plastica con logicamente la nostra copertura, quella che si dava tempo fa pre-Covid, o il tip in cotone. Quindi, e ragazzi, costa veramente, la cosa secondo me che hanno fatto un prodotto che ha un costo normale da sigaretta di partenza, vedi le blasonate Sicari, le nostre amiche Sicari e quant'altro, ma che poi ha un costo di mantenimento molto molto basso e dà una possibilità di essere multiuso, perché se volete il suo liquido lo utilizzate col suo liquido, volete la cartuccia che vi caricate il vostro liquido, le abbiamo. Il rappresentante che è venuto qua aveva il Fruisi caricato, quindi meglio di così si muore. Vi ricordo solo una cosa: ad agosto Mr. Vapor è sempre aperto. Chiudiamo, se ci permettete, solo sabato 15 agosto. Sono stato anche troppo lungo, mi fermo qua, vi aspetto. Iwi 900 vi aspetta da Mr. Vapor. Noi vi salutiamo, un saluto, un'ultima svapatina e vi auguro buona serata. Vado a casa a mangiare la pasta. Ciao!